Giorno 18 agosto, un evento sicuramente importante, bello anche da un punto di vista musicale, al Teatro Costa Bianca di Realmonte dal titolo Guardando il mare. Ecco, ne parliamo con chi ha avuto questa idea di fare questo concerto, con Lello Casesa. Lello, allora perché questa iniziativa al Teatro Costa Bianca di Realmonte? È un evento che vuole porre una riflessione sul tema del Mediterraneo, sul tema della immigrazione, un evento che vuole raccontare attraverso la musica, l'arte, la danza un grande momento di riflessione sul Mediterraneo. Il Val d'Agragas presenta questa idea di progetto, c'è una direzione artistica di Alfredo Lofaro e Marco Savattelli, che sono due eccellenti artisti, e poi c'è una presenza straordinaria di Francesco Buzzurro e Pietro Adragna e in modo particolare Gaetana Aronica, che nella sua veste di presidente della fondazione con grande gioia e con grande generosità verrà a dare il suo contributo amichevole a questo evento che vuole raccontare attraverso il mare tutto ciò che attorno al mare si riflette. Quindi diciamo un evento singolare, unico nella sua esibizione, non è la replica di un evento già visto. Assolutamente un evento unico e originale dentro il quale c'è il folklore del Val d'Agragas e la sua storia e la sua forza scenica attraverso le sue danze, e poi una serie di piccoli riquadri legati anche a Pirandello, legati ad altri artisti che vorranno essere con noi quella sera. È un evento che ha veramente un costo simbolico di 5 euro più uno la prevendita, è uno sbigliettamento molto semplice, i cui biglietti sono già disponibili dovunque in città, e ci auguriamo che l'Agrigento e la provincia partecipi a questo bellissimo momento di spettacolo. Il 18 agosto Teatro Costa Bianca.